Quali sono tra i temi del suo partito quelli su cui lei è particolarmente interessato a lavorare? Quanto riguarda la mia persona, io sono, espressione di una parte della società veneta che vuole difendere, le sue radici valoriali tradizionali. Io ho depositato presso la Corte di Cassazione, non più tardi di 2 settimane fa, una iniziativa di legge popolare per l'introduzione della storia regionale, nei programmi di storia in tutta la scuola pubblica, valido per tutte le regioni, cioè i temi di tipo identitario, sia dal punto di vista della identità veneta, sia dal punto di vista della tradizione culturale cristiana, sono lo specifico per quanto riguarda l'ambito, culturale. Poi ovviamente, in ambito amministrativo noi abbiamo io per quanto mi riguarda, l'intenzione è mettere l'accento su quell'approccio, paternalista che è stato utilizzato nel periodo pandemico. Essendo io per, la responsabilità dei liberi cittadini, farò di tutto in ogni momento per essere critico, in maniera civile e costruttiva, ma critico verso ogni atteggiamento paternalistico da parte dell'amministrazione regionale. Ecco, questi 2 ambiti, quello culturale e quello dell'approccio nei confronti dello svolgimento dell'attività amministrativa e governativa della regione, sono ciò che mi qualifica. Quindi, visto che ha parlato di pandemia e che è un tema caldo di queste elezioni, cosa avete intenzione di fare per la sanità pubblica? La lista Resistere Veneto ha in Riccardo Szumski una espressione straordinaria, di esperienza per quanto riguarda sia, una vita come medico di base, sia gran parte della vita come sindaco o vice sindaco, 28 anni complessivamente. Quindi, conoscendo così bene, sia la macchina amministrativa che quella sanitaria, lui, e da me pienamente condiviso, ha un approccio che è quello di, deaziendalizzare se mi si passa questo neologismo, l'approccio sanitario della regione, cioè quell'evoluzione di azienda zero, quel linguaggio che parla di azienda ospedaliera, fa, da rimando a tutto un modo di concepire la sanità che è, manageriale, come se fosse l'utile e la cura in sé è l'obiettivo principale, un approccio di tipo economico che è contrario al concetto di cura che c'era prima dell'azienda zero. Dunque riumanizzare non solo il rapporto medico-paziente, che oggi è tutto parametri, protocolli e applicazioni di direttive, e rimando a esami specialistici quando si va fuori dello stretto ambito di una facile diagnosi, riumanizzare quella cosa, ma anche la struttura stessa della sanità, modificarla nel senso che ho appena accennato. Quindi, se domani fosse eletto consigliere regionale, quale sarebbe assolutamente la prima azione che andrebbe a fare in Regione Veneto? Allora, per essere onesti, la prima cosa è ambientarmi per capire quali sono i rapporti di forza all'interno del Consiglio regionale, capire con chi si può dialogare, perché noi vogliamo fare, una opposizione costruttiva se non saremo, scelti come, forza di governo. Non siamo un'opposizione ideologica e allora possiamo contribuire anche all'attività propositiva, laddove vi sia disponibilità al dialogo e all'accoglienza. Per contro, dobbiamo far capire fin da subito che noi non siamo lì a portare acqua al mulino di nessuno. Dunque la prima cosa è, conoscere l'ambiente e farci conoscere dall'ambiente, in quanto Resistere Veneto vuole essere alternativo. Questo come approccio. Poi, si sa che se dovessi venire eletto io, oltre alla funzione strettamente amministrativa, io ho una cifra politica ben identificata, per cui determinate iniziative come mozioni di indirizzo, che hanno, una connotazione ben precisa anche sul piano ideologico, riferendomi alla prima risposta che ho dato, l'identità veneta, i valori tradizionali cristiani, il rispetto della Costituzione così pesantemente tradita negli anni della pandemia, beh, io non mancherò di far qualcosa che farà anche rumore, ma non lo posso anticipare adesso perché è velleitario. Prima devo eventualmente essere eletto e poi ve ne accorgerete.